Minchia, 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 scusi. Che poi che cosa sarà? Gattona. Echt aber ganz genau. Ich weiß es nicht. Ciao a tutti carissimi, oggi siamo a Rovigno come primo giorno del 2025, vedete alle mie spalle il mare Adriatico e oggi sarà una tappa appunto di ritorno da Rijeka e da Capodanno appunto a Rijeka. Ecco, quindi niente, adesso farò un po' un giro della città qui con la comitiva con cui siamo venuti e dopo andremo a mangiare da Nino, un ristorante di pesce sul porto. Intanto seguiteci e vedrete appunto un po' di scorci di Rovigno. Comunque Rovigno è una città assolutamente italiana, perché la nostra lingua è veramente la seconda e penso che quelli che hanno attività commerciali le sappiano tutti. Infatti Paolo, la nostra guida, ha detto che gli italiani qui comunque vengono in vacanza e tutto, quindi potrebbe avere origini italiane fino a pochi decenni fa. Quindi si trovano veramente tante insegne e tanti negozi tricolore. Voglio farvi notare intanto la differenza di trasparenza dell'acqua qui in Croazia rispetto che nel nostro Adriatico. Il fondale non è assolutamente sabbioso, ci sono sassi e comunque tipo un ghiaino. Guardate quanto trasparente è anche a diversi metri di profondità. Portobello homemade gelato col tricolore, vai!
Intanto vedete qui davanti l'isola chiamata Sveta Katarina. Eccoci qua, insomma qui da questo bellissimo weekend di 2 giorni passato tra Trieste e la Croazia e tutto, e facciamo in breve video chiusura perché i nostri compagni di comitiva stanno già avviandosi verso la corriera. Ecco. Allora, Beh, tutto sommato è stata una bella esperienza, nuova, diversa. sì, castello di Miramare, stupendo, abbazia o Oppatia. Sì. Oppatia. Particolare, sì, nel senso Bellissima con le luci natalizie, sì. e i fuochi d'artificio a Rijeka non male, dai, anche se abbiamo visto poca festa in generale anche in centro. E la mangiata di pesce qua a Rovigno appena finita, però guardate che brutto tempo nel quello frattempo. purtroppo. Vabbè, non abbiamo neanche fatto il video chiusura col sole. Comunque speriamo che anche voi abbiate passato un bel capodanno. Un augurio di un buon 2025 Dai, anche mio. buon 2025 pieno di aspettative e obiettivi da realizzare. Sì. Oh, Andiamo. speriamo sia un buon anno e adesso ci avviamo verso la corriera. Signore e signori, stateci bene, ci vediamo al prossimo Alla video. prossima.